want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down, down. Clear sky. Where am I? When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down, down. Clear sky. Where am I? Sono solamente passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il mio nome, con il nome con cui mi hai sempre chiamato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncia, senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. E perché? Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene, ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime,
piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Sant'Agostino. Grazie a Filippo che con queste parole di Sant'Agostino ci ha già calati in questa nostra serata, in questa nostra occasione di incontro che vuole essere un'occasione importante per riflettere e quindi un momento anche di riflessione, oltre che sentiremo la storia. Riflettere anche su questa vicenda umana, ma anche riflettere su tutte quelle che sono le vicende umane che ci sono oggi nel nostro mondo. Qui con me c'è Michela Valuto, che insomma è la protagonista del libro, ma c'è poi chiaramente Serena Toniazzi che ha raccolto questa vicenda in questo libro che non è né un diario né un romanzo, ma è un libro che, come dicevo, vuol fare riflettere, un libro di storia, la storia di una vita, di una famiglia monetante, una famiglia normale con gli alti e bassi di tutte le famiglie, che un giorno, nel 2014, si trova a dover affrontare quello che è stato il dramma che sta affrontando tutt'oggi. Purtroppo questa sera Paolo non c'è perché non è potuto venire, non ce l'ha fatta e io vorrei, iniziando questa serata, che si facesse a lui da lontano e ci sentirà sicuramente un grande applauso. Grazie, dicevo, non vuole essere una serata anche di grande tristezza, vuole essere anche una serata di gioia nel senso di vita, cioè dare un senso anche a quella che è la vita di oggi, la vita di Michela che sta soffrendo, la vita dei due bambini che non so dove siano, ma sicuramente in giro, dopo li vedremo, eccetera, una vita che comunque continua, per lei, anche con Paolo, con tutti i problemi, con tutte le problematiche che ci sono e che andremo ad affrontare. Ecco, prima di entrare nel merito avremo poi anche un altro contributo video e abbiamo prima di entrare nel merito della serata e ascoltare i protagonisti, che sono io devo fare soltanto da semplice moderatore, e ringrazio anche per avermi reso partecipe di questa iniziativa, di questo evento. Io chiamerei il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, per un saluto, essendo lui peraltro un padrone di casa. Adesso grazie di... Grazie, buonasera a tutti. Il tema che questa sera tocchiamo è un tema importante per quanto riguarda anche le istituzioni, perché poi i riferimenti delle famiglie che hanno bisogno sono sulle istituzioni. Quando ricordo un anno fa, quando Michela è venuta da me e mi ha detto: sindaco, io ho un problema grosso, lei mi deve aiutare in qualche maniera, mi sono fatto spiegare. E in quel momento lì ho capito quanto è inadeguata la risposta che può dare un'istituzione rispetto a problematiche di questo genere. Io come sindaco la questione di carattere, diciamo così, dei problemi sociali sono quelli che hanno di più inciso nella mia esperienza di sindaco, perché conosci molte realtà che
di solito non ci sono, perché oppure le famiglie per pudore tengono nascosto, oppure però da sindaco hanno un riferimento, e tante volte ti trovi appunto ad affrontare questioni che dici cosa faccio, cosa posso fare qua, non ho un riferimento, non ho dopodiché non è proprio così, perché abbiamo una struttura sia comunale che sono i servizi sociali, e cominci a capire i meccanismi. Poi abbiamo la struttura sanitaria che è la ASL, abbiamo la regione, abbiamo tutta una struttura insomma che alla fine poi deve fare sinergia in qualche maniera e dare delle risposte. Però, ripeto, in primo momento ti trovi disarmato, dici cosa posso fare per una famiglia così, poi magari altre esperienze ti vengono altre famiglie, ti portano altri problemi, però ogni volta diciamo è una novità, ogni volta pensi sempre quanto sei inopportuno, non so neanche cosa dire, rispetto a certe problematiche. E voglio dire che quando Michela mi posta quel problema, insieme anche a marito, siamo venuti più volte, abbiamo parlato insieme, abbiamo cercato di trovare contatti esterni, provare qualcosa del genere, però dico, questo possiamo fare come comune, e non è molto, anche qua magari insieme alla regione, insieme alle strutture sanitarie, dovremmo in qualche maniera cercare di fare in modo che le risposte siano innanzitutto più immediate, nel senso che tante volte certi percorsi, qua poi sentirete la storia, devono essere da subito presi in carico anche dalla struttura sanitaria, perché in qualche maniera bisogna dare una risposta. Invece molte volte c'è tutta una serie di protocolli che ti portano davanti a un muro di gomma che non sai come affrontare. Cosa dire? Io non voglio tediare ulteriormente, perché poi sentiremo la storia. Il connubio poi che è venuto fuori questa sera fra la Serenella e la Michela, io penso sia un connubio esplosivo, nel senso tutte e due persone che hanno avuto un percorso particolare, perché ricordo la Serenella l'ho conosciuta in un momento particolare della sua vita, dove le problematiche della sua azienda sono state portate a rilievo nazionale, perché sono andate anche in Parlamento, quindi abbiamo anche qui l'onorevole che ha menzionato a suo tempo. E quindi mettere insieme queste due realtà di due donne che sono due donne che hanno dovuto affrontare nella loro vita per aspetti diversi problematiche di questo genere, e ne stanno affrontando, diciamo, a muso duro, come si può dire, cioè con caparbietà, con volontà, anche perché giustamente Michela si pone un problema che è quello relativo ai suoi figli, quindi giustamente lei deve lottare per questo, perché deve comunque in qualche maniera trovare una soluzione che è difficile, non voglio dire impossibile in questo momento, perché l'Alzheimer è una malattia che ancora, però insomma bisogna fare in modo che ci sia maggiore ricerca in merito a questo, e che ci siano anche maggiori possibilità dirette sociali rispetto a certe problematiche. Io non dico altro, ringrazio voi perché mi avete messo davanti a questa realtà in modo molto sereno, molto pacato, però insomma in modo molto fermo e con dignità. Grazie, cercheremo di fare quello che possiamo come amministrazione comunale, e ringrazio ancora per quello che voi fate per far conoscere queste realtà, per fare in modo che si muova qualcosa a livello istituzionale rispetto a certe problematiche. Buona serata. Grazie. Abbiamo anche i saluti istituzionali da parte della Regione. Prima però volevo leggere la lettera che è arrivata da parte del Presidente della Giunta regionale della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale peraltro è citato nel libro perché si è attivato, si sta tuttora attivando rispetto a questa alla vicenda di Michela e Paola. Gentile signora Moluto, nel ringraziarla per l'invito, mi spiace comunicarle che non mi sarà possibile partecipare alla presentazione del libro Un tempo piccolo di Serenella Tognazzi a causa di concomitanti impegni. Mi ricordo del nostro incontro, è stato emozionante ma anche costruttivo,
e sono contento che l'opera di sensibilizzazione sull'Alzheimer, che purtroppo ha colpito in maniera precoce suo marito Paolo, continui raccontando nelle pagine di quest'opera la vostra esperienza quotidiana con la malattia. Un tempo piccolo e quindi quello del ricordo breve, un tempo per riconoscere ancora i propri cari, un tempo di luce nel vuoto dell'oblio. Ringrazio del profondo del cuore per il suo impegno, perché è importante continuare ad accendere i riflettori su questa grave emergenza, mettendo al centro il malato e l'umanizzazione delle cure per creare un clima di solidarietà capace di vincere i pregiudizi e l'isolamento. Nel augurarvi ogni bene, desidero poi un cordiale saluto a tutti i presenti. Questo è Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e per la Regione Veneto, per la Giunta regionale, abbiamo il Vicepresidente Gianluca Foscolin, che vorrei portasse il suo saluto, il suo contributo a questa nostra serata. Grazie. Sì, grazie Lucio, buonasera a tutti, anch'io porto i saluti ovviamente della Regione Veneto, sono qua con il collega Fabiano e un saluto a Michela, un saluto e un applauso lo abbiamo fatto a Paolo, un saluto anche a Serenella, ci siamo conosciuti qualche anno fa, come è stato ricordato dal Sindaco, per altre vicissitudini, e quindi fa piacere rivederti comunque anche alle prese con questa opera che esprime comunque grande dignità, grande coraggio di dire, senza nascondere nulla perché non c'è niente da nascondere, quelle che sono le situazioni anche più intime di una famiglia in un momento così drammatico. Quindi un saluto anche a Mattia, Andrea, ho visto i due vostri figli, hanno 10 e 6 anni, quindi assolutamente bisogno della figura familiare e quindi ancora di più la nostra vicinanza, ma vedo che il numero così importante di persone che oggi hanno voluto esprimere la vicinanza a Paolo è tale per cui insomma la sala è gremita, nonostante ovviamente il nostro distanziamento sociale e quello che prevedono i disciplinari, ma per essere vicini a Michela, alla tua famiglia, e credo che oggi anche la presenza non solo dell'amministrazione comunale, della parlamentare Moretto, della Regione, sia anche la testimonianza di voler non solo capire le vostre dinamiche e questo libro, attraverso questo libro, ma anche capire come le istituzioni possono essere vicine a situazioni che sono straordinarie, perché è altrettanto vero che sono situazioni straordinarie. Siamo abituati come Regione Veneto nelle disposizioni magari del Fondo Sanitario Nazionale e dei LEA a mettere in piedi magari i famosi dopo di noi, la legge dopo di noi, piuttosto che i progetti sollievo che stiamo finanziando come Regione, ma che toccano per lo più persone di una certa età e che vengono sollevate dall'ambito familiare, si chiama proprio per questo progetto sollievo, attraverso quel grande meccanismo che sono soprattutto il terzo settore e le associazioni di volontariato, attraverso le RUS competenti, ma soprattutto attraverso anche tanti professionisti e tanti psicologi, tanti medici e tante associazioni appunto di volontariato che si mettono a disposizione per sopperire, per dare un aiuto concreto a queste famiglie in difficoltà. Oggi ci troviamo ad avere Paolo, che ha un'età un po' diversa, e quindi questo deve essere anche uno stimolo, ma soprattutto una considerazione, una riflessione, come ha detto prima Claudio, per capire dove possiamo incidere a livello regionale, ma anche a livello normativo statale, affinché si possano inserire all'interno di questi LEA e all'interno del fondo che poi viene diviso in modo equo nel territorio nazionale anche quelle risorse necessarie per dare una mano a quelle famiglie purtroppo che in questo caso hanno un disagio importante, e che sia quello di attenuare, di limitare, di dare la giusta dignità e il giusto ovviamente conforto a Paolo, ma poi anche sostenere una famiglia, perché dietro a Paolo poi c'è una moglie, ci sono i figli, c'è una crescita che deve essere anche legata non solo dal punto di vista dello studio e quindi del mantenimento, ma anche del supporto. E quindi credo che sia anche un'occasione, mi fa piacere appunto essere qua come istituzioni per poter portare a casa un bagaglio che sia anche un bagaglio istituzionale ma culturale di quello che è la vicenda appunto che Michela e che Paolo stanno vivendo. Quindi non ho esitato a dire sì ovviamente a questa chiamata, proprio non solo per la solidarietà che vogliamo esprimere nei vostri confronti, ma anche per capire come possiamo metterci in gioco per aiutare questa situazione e questo grande calore che la comunità di Concordia vi sta esprimendo. Grazie a voi. Anch'io saluto l'onorevole
raggiunti questa sera. Saluto anche la dottoressa Anna Chiara Canin, neurologo presso l'azienda ospedale dell'Università di Padova, che avremo modo poi di sentire anche la sua testimonianza. E l'ultimo saluto istituzionale ce lo dà Fabiano Barbisani, consigliere regionale, ma ce lo dà in quanto vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Veneto. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto anche un ringraziamento a Serenella perché ha messo nero su bianco, come si suol dire, una storia che non è una fiaba, è un qualcosa di concreto che va a toccare direttamente la famiglia assieme ad altri casi. Commissione Sanità che fa la programmazione per la Regione Veneto. È stato innanzitutto ricordo anche un anno fa quando il Presidente Zaia qua, venendo in occasione della campagna elettorale, l'avevo già informato del problema e si è messo vicino e ha cercato insomma poi di darci concretamente una mano. Cosa è sfociato? Nell'ambito del 1,2 miliardi che la Regione spende per il sociale, da un mese circa è stato istituito, passato in commissione, il cosiddetto infermiere di famiglia. Cosa vuol dire? 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, grosso modo per la nostra ASL sono 36-40 persone che si muoveranno in casi appunto di problemi di una famiglia, problemi sanitari, problemi dovuti a ambulazioni e deambulazioni, cioè noi abbiamo recepito il messaggio, la richiesta del territorio dove è pensabile che uno si cura meglio potendolo fare a casa sua. Non è per limitare i costi, ma è per far stare meglio i cittadini. Ecco, questo è una possibilità. Andrà sicuramente affinata nel territorio, andrà messa a piombo, come si dice, messa in centro per cercare di fare il più possibile. Però adesso inizia questa nuova attività per la Regione del Veneto, anche sull'onda di altre malattie, di altri problemi che ci troviamo quotidianamente a dover affrontare. Quindi un'ultima raccomandazione che mi sento di fare: non abbassiamo la guardia con il Covid. Veramente col cuore non abbassiamo la guardia. Non si vuole fare terrorismo, non ci pensiamo nemmeno a mettere allarmi, ma stiamo attenti. Tutto qua. Grazie al sindaco che è qua e grazie a Michela e a Serenella. Grazie. Adesso abbiamo un contributo video che con il saluto doveva essere qua presente ma non è riuscita a venire, di Amalia Bruni, scienziata, ricercatrice proprio sull'Alzheimer, e ci dà il suo saluto. Adesso non so, ci spostiamo un attimo questo, no? Riccardo. Ciao Michela, ciao Renza, ciao Paolo, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata speciale perché esce il libro di Michela, il diario della storia di Paolo e Michela, che è sì una storia di grande sofferenza e di dolore profondo, ma anche un esempio fulgido di un amore e di una dedizione incredibile che ha, come dire, è un monito assolutamente per tutti noi. Io mi occupo di demenze e malattie giovanili sin da quando la chiamavano Alzheimer, malattia di Alzheimer, quindi sono veramente passati moltissimi anni e il cammino in questi 30 anni e passa è stato sicuramente straordinario. Siamo passati dal buio degli ospedali psichiatrici, dove spesso questi nostri pazienti venivano ricoverati per i loro stati di agitazione, a un mondo completamente diverso che parla di interventi psichiatrici
financial friendly community. E ovviamente questo è un cammino straordinario da un punto di vista sociale in altrettanti passi, che ha fatto la ricerca, la scienza, definendo la biologia anche delle malattie di Alzheimer o di altre forme di demenza. È evidente che tutto questo non ci basta e il cammino è ancora lungo. Dobbiamo capire tante cose ancora, dobbiamo capire perché mai le forme giovanili hanno questa epidemiologia che ancora conosciamo poco, dobbiamo capire perché mai hanno dei segni così profondamente atipici, spesso difficili da riconoscere, e ancora sui bisogni. Noi non conosciamo minimamente i bisogni dei pazienti che dai 30, 40 e 50 anni possono ammalarsi di queste forme così devastanti e così profondamente diverse anche rispetto alle malattie degli 80-90 anni. E dunque questo cammino è ancora lungo da seguire, ma io sono fiduciosa perché mettendoci tutti insieme, medici, ricercatori, professionisti della salute che si occupano di malattie degenerative, insieme alle associazioni dei familiari e ai familiari stessi, il cammino non potrà che essere vincente e l'obiettivo sicuramente raggiunto, speriamo in un tempo molto rapido. Un abbraccio e una buona giornata e speriamo di vederci presto in persona. Arrivederci. Bene, parliamo del libro, partendo dal titolo, Un tempo piccolo. Dicevo che non è un diario, non è un romanzo, è un libro, avrete modo di leggerlo, chi non avesse già letto, chiaramente il libro lo può trovare all'ingresso e avrà modo di leggere la storia. Molti di voi comunque conosceranno e conoscono già la storia di cui tratta il libro. Però, Serenella, spiegaci come è nato, prima di sentire poi la voce di Michele. Spiegaci come è nato questo libro, perché e come l'avete costruito, anche perché è stato realizzato in tempi abbastanza difficili, quelli del lockdown. Buonasera a tutti e grazie per essere così numerosi. E sono felice che sia nato qui perché ancora una volta la nostra regione può ritenersi fortunata, perché al di là di tutte quelle che possono essere le vicende che bastonino il Veneto, anche questa sera abbiamo una rappresentanza regionale dove ognuno veste il proprio colore, ma davanti a sé ha sempre le priorità del territorio e dei cittadini. Partendo dal nostro sindaco, che credo ormai quando vede il mio numero gli vengono i capelli dritti, perché ogni volta che ho qualcosa lo stesso, per cui lo ringrazio. Così come... Sì, ne ho ancora tanti, per cui si raddrizzano ancora. E ringrazio Monsignore per l'ospitalità di questa sala. Il libro Un tempo piccolo è nato per caso. Io non conoscevo la storia di Michele e Paolo, devo dire il vero, anche se sono di concordia come me. E poco prima di Natale vedevo questa donna che combatteva queste immagini, mi aveva chiesto l'amicizia su Facebook, ma io prima di dare l'amicizia vado sempre a vedere la pagina, che non ci siano cose che non condivido e che siano sempre nel rispetto delle persone. E mi aveva incuriosito questa sua continua battaglia, ma non avevo capito contro chi e contro cosa. Così le scrissi. Lei mi confidò un pochino quello che erano i suoi problemi e subito dopo Natale ci incontrammo insieme con Paolo. E lì Michela mi raccontò che lei stava correndo come un cavallo pazzo per creare dei ricordi che restassero impressi nella mente dei suoi bambini fino a quando Paolo avesse avuto ancora la coscienza di ciò che stava facendo. E a me onestamente sembrava impossibile, perché Paolo era gentilissimo, aveva un sorriso mentre mi guardava cordialissimo, e onestamente non riuscivo a comprendere come mai Michela volesse in qualche modo fermare il tempo in questo momento. Piano piano, conoscendoli, poi mi sono reso conto che stavano combattendo contro qualcosa che non si vede, contro un malato apparentemente sano. Per cui anch'io, che non conoscevo bene questa malattia, non riuscivo a capire bene che cosa stava vivendo e passando Michela, perché Paolo agli occhi di
chi lo guarda da fuori è una persona splendida, in perfetta salute, trascinato da una moglie energica come nessun'altra, da mercatini di Natale a corsi in bicicletta, al mare, al cinema, un gruppo di amici che li sostengono, a perdersi a giocare con un tovagliolo e a sparire. Quindi mentre Michela correva a creare immagini e fotografie e post, io avrei dovuto scrivere quello che era un po' un diario. È arrivato il lockdown e loro hanno cominciato a registrare. Quindi io ascoltavo gli audio su WhatsApp di questa donna che ha orari impossibili, perché non capivo se era andata a letto o si era alzata di 3 di notte, non era ben inquadrato il suo modo di vivere. Ascoltavo la loro storia e tutta l'immagine che avevo di questa donna fortissima, di questa casa bellissima, curata nel minimo particolare, piano piano si è sgretolata, mostrando una realtà completamente diversa. Ed è stato molto difficile scrivere, perché ogni volta che ascoltavo capivo un po' di più di che cosa significa essere impotenti, avere la persona che ami davanti, che con la malattia si sta trasformando in un possibile uomo ideale, perché il passato era stato un po' turbolento, e sapere che di lì a poco la perdi. Lei perdeva un pezzetto di essere donna, di essere professionista, era badante ed è badante a tempo pieno, ma ciò che la penalizza di più è il fatto che non riesce e non riusciva neanche ad essere mamma, perché le priorità erano sempre dedicate al lavoro. E quindi tutta l'immagine esterna è scivolata via. Quando ho finito di scrivere, la mia metà, mio marito, che è un critico molto severo, mi ha detto che avevo fatto un ottimo lavoro, che avevo superato uno scoglio che era anche quello di essere meno triste e di usare un po' di ironia, ma è l'ironia di Michela. E lei mi ha aiutato a scrivere le cose dure e tristi con l'ironia del suo sguardo della vita, con le sue smorfie, con i suoi modi di fare. E quando ho mandato via il manoscritto, ci hanno risposto in 7 o 10 case editrici, Michela, ma noi avevamo scelto Gemme Edizioni, che ringrazio, una casa editrice piccola al femminile del Lazio. Avevamo partecipato a un concorso, un canto dal balcone, ma ce l'hanno fatto ritirare e ce l'hanno pubblicato. E quindi è nato così Un tempo piccolo, con la voglia di creare un album ricco di pensieri che si è trasformato in un grido comune, credo, perché al di là dell'Alzheimer, storie vissute come queste ce ne sono tante. Sì, avremo naturalmente modo di approfondire ancora una serie di aspetti. Io Michela non la conoscevo, ci siamo conosciuti personalmente un paio di giorni fa. Sono stato coinvolti volentieri per questo evento da Serenella, con la quale ci siamo conosciuti ahimè nei suoi tempi difficili, da cui poi fortunatamente sono uscite anche delle situazioni positive rispetto alle difficoltà di allora, mi pare fosse nel 2014-2015, più o meno lo stesso periodo, nel 2014 iniziò il calvario di Michela. Ecco, Michela mi ha dato subito l'impressione di una donna forte, una donna di carattere. Ho letto proprio una frase di Alda Merini, il quale dice: nessuno faceva caso ai suoi occhi, tutti pensavano che fosse felice perché sorrideva. Ecco, Michela ti dà questa sensazione, che è una donna di carattere, una donna che sorride, però è una donna che sta soffrendo sempre. Ecco, cos'è che ti ha dato Michela questo libro, questo contenuto? Dopo approfondiremo la storia, per quello che potremo dire naturalmente, ma cos'è che ti ha dato come sensazione, come emozione personale questo libro? Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Questo libro, innanzitutto cosa mi ha dato? Questo
questo libro è stato fortemente voluto perché era l'eredità che mi lasciavo ai miei figli, che io e Paolo lasciavamo ai nostri figli. Doveva essere l'eredità di dire che il papà e la mamma hanno combattuto in tutti i modi possibili questo male oscuro. E questo libro per me è stato una grande sofferenza. Mi è dato una grande sofferenza scriverlo perché era ripercorrere il mio io, ripercorrere una parte di me stessa che avevo quasi dimenticato, i miei anni felici, la mia adolescenza, la mia infanzia, la mia spensieratezza che era stata un po' coperta dalla malattia, dal periodo in cui ho iniziato a lottare contro il male oscuro, chiamiamolo. Questo è l'Alzheimer, un male, tu lotti contro una cosa che sai, contro una battaglia persa, la chiamo la persa battaglia perché questo è, che sai già che perderai, che purtroppo lotti contro un lineamento, ti senti un moderno Don Chisciotte per questo. Però quando l'abbiamo finito, nonostante la quarantena, nonostante il Covid, nonostante sia comunque abbia avuto luce in un periodo per me molto difficile con Paolo, in grandissima difficoltà, dove io mi sono sentita veramente raspare con lui che stava male, con i bambini a casa, con tutta una serie di enormi difficoltà. È stato un sollievo perché è stato per me il concepimento di una mia idea di dire finalmente ho fatto anche quest'opera, perché per me è stato il lasciare qualcosa, una cosa diversa ce ne sono tanti di libri, quando dicono ma hai fatto un libro, ce ne sono tanti, non è un libro solo sulla demenza, è un libro anche sul modo subdolo in cui si manifesta una demenza, sul modo in cui, sulla difficoltà che ci sono, che esiste per capire come viene approcciata la demenza, soprattutto in una famiglia di giovani, sulle difficoltà che ci sono nelle famiglie, sulla difficoltà che ha la malata e soprattutto sulle difficoltà che hanno due figli piccoli, sulla moglie, su tutto ciò che ne consegue, su quello che ti investe, su quello che ti investe come famiglia, perché ammalarsi a 80 anni ha un significato, ammalarsi a 40 anni è una cosa completamente diversa, perché tu lavori, perché hai dei figli piccoli, perché hai un mutuo da pagare, perché hai le rate della vettura e non è la stessa cosa che ammalarsi a 80 anni, è una cosa completamente diversa e tu vieni investita, resti tramortita e non sai più cosa fare. Ed è questa la sostanziale differenza, ed è questo che forse ai più manca, le persone non riescono a capire, perché tutti tu sei una persona, faccio fatica un po' a parlare perché vuol dire sì, Capisco. sei una persona forte, voglio dire che dicono sì sei forte, però in realtà non sei forte, non hai altre possibilità. Non hai difese, devi andare avanti perché comunque hai due figli e devi comunque tirare avanti il carretto, devi andare avanti per forza perché devi combattere per loro e non hai altre possibilità. Quindi purtroppo non sei forte, lo devi diventare a tutti i costi. Grazie Michele, intanto sentiamo adesso da Filippo Facca, che parla uno dei tanti passaggi, nei tanti momenti di questo libro, ed è proprio una lettera di fatto che Michela scrive a Paolo, dove si evidenziano ulteriormente questi sentimenti, queste emozioni e anche quello che Michela di fatto sente dentro rispetto a questa vicenda. Caro Paolo, quello che stringo tra le mani è il diario di un tempo nostro che non sarà l'ultimo e forse nemmeno breve. Però sarà l'ultimo vissuto insieme, prima che questa nebbia nella tua mente mi porti via da te. Raccogli i nostri momenti felici, ma anche quelli pieni di rabbia, insieme alla tua lucida
quanto temporanea consapevolezza di questi ultimi anni, custodisce giorni raccolti come un grido, in cui ritrovo tutta la nostra solitudine di adesso e che so diventerà ogni giorno più mia, perché i tuoi pensieri, i tuoi ricordi stanno scomparendo da te giorno dopo giorno. So che arriverà presto il momento in cui ti dimenticherai chi sono, chi siamo noi due e chi sono i nostri figli. E tu questo lo sai. Mai più a nessuno, a nessuna famiglia dovrebbe accadere quello che sta accadendo a noi. Già, perché le cose accadono, mentre a noi, per noi, in questa nebbia sempre più fitta, scompaiono. E un brivido mi corre lungo la schiena, partendo dal collo, che ha tanto amato quelle carezze che non conosce più da tanto tempo, e arriva giù, fino ai piedi difettosi che credevo fossero una pena già abbastanza pesante da sopportare. Un brivido per quello che sarà questo diario domani. Triste ricordo di una donna sola pur con un marito accanto, oppure l'inizio di qualcosa di diverso. Noi non pretendiamo una cura, ma altre pagine di vita insieme. Ogni giorno cerco di raccontarti la nostra storia e per farlo ricorro al tempo, nella sua unità di misura più piccola, l'istante, l'unico capace di sfuggire alle dimenticanze, a cui cerco di conferire tutte le dimensioni temporali possibili, per restituirle alte, per far sì che tu possa riprenderti, anche solo in un battito di ciglia, uno spiraglio di te. Questo diario sarà un tempo piccolo, che non trascorrerà mai via da noi. Michela. Grazie Filippo. Parla di Alzheimer precoce, Michela diceva di mare oscuro. Io vorrei coinvolgere la dottoressa Anna Chiara Canin, che peraltro ha scritto l'introduzione al libro, che è neurologo presso l'azienda ospedale dell'Università di Padova. Ecco, Michela diceva mare oscuro, ripeto, si parla di Alzheimer precoce. Ci sono sempre molti più giovani che soffrono di Alzheimer, pare che sembrerebbe che l'età stia calando. Ci inquadri per quanto possibile in questo momento in breve, se possibile anche. Brevissima, anche perché in realtà non vorrei essere qui come medico o ricercatore, ma come chi ha provato a stare vicino a Paola e Michela da professionista. E quindi faccio una piccola premessa. Qualche anno fa, quando sono entrata in ambulatorio, si è seduto di fronte a me Paolo con degli occhi molto neri, molto lucidi, un bellissimo sorriso che ha sempre avuto uguali in questi anni, devo dire, e che voleva lui sapere, che mi chiedeva cos'ho, sapendo di avere un passato difficile, di avere un parente, quindi con una consapevolezza che è difficile a volte trovare, anzi, quando di solito vediamo un paziente con deficit cognitivi quasi non vuole sapere, ma sì, va bene, sarà l'età. E una moglie che voleva sapere perché aveva bisogno di capire fondamentalmente cosa cambiava in tutti questi anni, cosa era cambiato, perché questi disturbi del comportamento, questa irritabilità, questo cambiare. Quindi ci si trova davanti a una condizione difficile umanamente, non solo da medico, ma credo da persona, perché si deve affrontare qualcosa che nessuno di noi, nessuno, né loro, come coloro che chiedono, né noi che dovremmo fornire una risposta, vogliamo affrontare. Fa paura, a chi non ha paura di questa parola, no? Demenza, declino cognitivo, Alzheimer. E d'altra parte noi da medici non possiamo sbagliare, non possiamo fare le diagnosi che fanno, a volte facciamo a un 80enne, un 85enne, ma non perché non abbia diritto a una diagnosi una persona anziana, ma perché sappiamo cosa succede ad un cervello che invecchia. Ma cosa succede ad un cervello di una persona di 45, 43, 46 anni, 30 a volte, come ha detto Amalia?
Questo non lo sappiamo, non è normale, non dovrebbe succedere, quindi dobbiamo studiare molto, dobbiamo fare degli esami ed essere molto precisi nella diagnosi. Quindi è vero, stanno cominciando ad esserci più diagnosi perché abbiamo più capacità di fare delle diagnosi precise. Non possiamo sbagliare, non possiamo essere approssimativi e Michela lo sa bene quanto ci è voluto per arrivare ad una diagnosi. Non è una cosa immediata, ci sono voluti anni, pellegrinaggi a Milano, giri infiniti. Ok, e poi arriviamo alla diagnosi, bisogna dirla, bisogna darla, bisogna condividerla, bisogna accompagnare, bisogna pensare a tante cose, al lavoro, all'invalidità per malattia, ai figli, a quello che può esserci nel rischio. Come impostare le cose, cosa far fare a questo paziente, che non è un paziente ma è un uomo di 40 anni in questo caso. Quindi le cose da fare sono molte. Mi ricordo che quando chiudevo la porta dopo la visita, la loro visita, era sempre un momento di meditazione su quanto coinvolgente è stato questo momento condiviso. Però poi io avevo un altro paziente, avevo reparto, dovevo andare a casa, fare la spesa, le cose della vita, mentre Michela e Paolo continuavano ad avere questo problema. E questo vorrei condividere con voi. Credo che il senso di trovarci qua, di essere comunità, è proprio quello che io, per il momento in cui sono medico, voi o familiari o voi amici, condividete dei pezzetti. Loro ci sono sempre dentro a questa bolla come famiglia. Certo non possiamo essere sempre dentro con loro, sarebbe una cosa improponibile, però se ci mettiamo tutti ad essere dentro la loro vita per questi piccoli pezzetti, allora forse la famiglia, perché questa è una malattia della famiglia, non della persona, si sente meno sola e riesce a trovare la forza che Michela qualche volta trova, perché forse questa è la cosa migliore da dire. Non è una donna forte tout court, nessuno lo è mai, ma è una donna forte in tanti momenti. La forza gliela danno anche gli amici, i figli, la vita sicuramente, gliela dà anche la piccola persona che si prende carico per quel pezzettino che può. E quindi siamo qua forse soprattutto perché Michela ha avuto il grande coraggio di mostrare, di chiedere a gran voce un aiuto. Non è una cosa facile, guardate che non è facile chiedere aiuto in genere, chiedere aiuto per una cosa così delicata e intima, e quindi il grande tributo che va a Michela, no, che è quello proprio di provare a tirar fuori questa malattia dallo stigma della malattia demenza e della malattia demenza in un giovane. Se serve a qualcosa questo incontro è proprio questo, perché essere comunità vuol dire per loro affrontare in maniera completamente diversa, dal sindaco alle strutture sociosanitarie, al medico, al vicino di casa, voglio dire. Poi mi aveva chiesto Michela di leggere l'introduzione, non la leggerò perché voglio essere breve, però voglio leggere 2 paragrafi molto veloci. Questa è la storia di Paolo, come avete sentito, e del loro tempo piccolo, ma è anche la storia di Michela, che è una guerriera che viaggia con l'arma delle richieste ovunque si possa andare. Lo sa bene il sindaco, lo sa Brescia, lo sa chiunque abbia avuto a che fare, che si arrabbia ma che torna a rivendicare, che ha più paura della malattia che di esporsi a chiedere aiuto. Michela è anche fragile e soprattutto impaurita, affrontò lo scoramento con gli atti quotidiani dell'accudimento di Paolo e della gestione della famiglia, e chissà se tutta quella forza viene un po' anche dalla disperazione. E questa è poi la storia dei 2 figli splendidi che vivono la loro giovinezza e adolescenza, vivono un padre un po' anomalo, ma che li guarda con occhi che abbracciano il mondo intero e li fa sentire parte di quel mondo, l'unico che esiste per Paolo. E infine, soprattutto, questa è la storia di una famiglia normale, con un uomo dal sorriso dolce e gli occhi tristi che sta cambiando, una donna che usa colori vivaci e modi diretti per arginare il dolore, e 2 figli che vanno incontro esuberanti alla vita. Una famiglia normale in quella anomalia che è la malattia di Alzheimer giovanile. Non so se possiamo proprio dire che è una famiglia normale, ma loro ci provano e noi dovremmo aiutarli. Grazie. Serenella, qual è stato il momento più difficile? Qual è il momento più difficile di questo libro? La difficoltà maggiore che hai incontrato?
Prima un aneddoto simpatico. Quando sabato pomeriggio, giusto per drammatizzare un momento, la casa editrice chiamò, ci disse di ritirare il racconto perché lo avrebbe pubblicato. Allora io chiamai Michela. Dopo 10 chiamate lei rispose perché stava tagliando l'erba, perché lei sabato pomeriggio taglia l'erba, non lo fanno altri, per cui è il suo lavoro del sabato per scaricare i nervi. Quindi la chiamo, gli dico, e in quel momento Paolo si era svegliato perché il pomeriggio riposa. E lei non capiva niente e gli dice a Paolo: ma Paolo, guarda che ci pubblicano il libro, ma io non capisco più niente. E io dico a Paolo, guarda che pubblicano il libro, il vostro sogno si realizza. La casa editrice mi ha chiesto oggi se sono disponibile a firmare il contratto con loro. Ti affido a te questo onere di spiegare a Michela. E lui mi ha risposto: meglio Michela che non capisce niente che a me. E questa è stata la sua battuta, perché questa era la sua ironia. E la parte più difficile da affrontare è stato scremare il più possibile per non mancare di rispetto all'intimità di questa famiglia, trovare le parole giuste per spiegare quello che si può immaginare e che non serve descriverlo in maniera accanita. Non serve descrivere in maniera accanita il momento della doccia, non serve descrivere in maniera accanita il momento di intimità che non c'è, non serve descrivere la disperazione di un bambino che cerca di farsi carico del mondo. Quindi riuscire a trasmettere quello che sentivo, penso di aver pianto il Lemene mentre scrivevo Un tempo piccolo, riuscire a descrivere senza esagerare, perché non serviva esagerare, ma con il desiderio di far comprendere, riga dopo riga mi ha tolto tanto e mi ha dato tanto, perché mi ha dato la possibilità, Michela, di non lamentarmi di quello che succede. Io sono una che si lamenta sempre, sono una pessimista nata, per cui è impossibile che veda il sole dopo il tunnel. Mi costruisco il muro da sola pur di non vederlo a volte, ma loro mi hanno dato la possibilità di essere più corretta nella fortuna che ho io oggi. E in effetti uno che legge il libro ha anche questo proprio tipo di sensazione, ovvero quella di capire che oggi come oggi la vita può cambiare nel giro di un attimo, no? Nel senso che la vita deve essere vissuta, però deve essere vissuta sapendo che ci sono delle situazioni che te la fanno cambiare di colpo. Dicevo che, e lo si è detto poco, ma la famiglia di Michela e Paolo è una famiglia normalissima, nel senso che anche loro hanno avuto i loro alti e bassi come li abbiamo avuto tutti in casa, però appunto nel 2014 dicevamo è iniziata questa lunga odissea. Paolo era curato per la depressione inizialmente, perché non si riusciva a capire, nessuno riusciva giustamente, come sottolineava anche la dottoressa Bourgois, a capire il perché, cosa stesse succedendo. Ecco. Inizialmente sì, perché Paolo aveva delle problematiche un po' di memoria, si dimenticava degli appuntamenti, piuttosto che magari andare a prendere i bambini, oppure aveva delle dimenticanze sul lavoro, ma lui minimizzava, ero io che mi accorgevo che c'era qualcosa che non andava bene, ma no, non è vero, cioè lui un po' minimizzava, faceva finta di niente, anche perché io poi con la mente collegavo il fatto che il papà di Paolo aveva avuto una demenza precoce. Io non conoscevo niente di questa malattia, non avevo assolutamente idea di cosa fosse, mi era stato detto che non era una malattia ereditaria, conoscevo molto ma molto poco, e quindi avevo iniziato a fare 1+1, ma lui diceva no, sono io stanco, un po' di stress, e quindi inizialmente quando ero convinto, dopo mesi e mesi un po' di stranezze, non andava a prendere i bambini, si dimenticava di fare la spesa, ritardava dal lavoro, qualche difficoltà, quando ero convinto ad andare dal medico, le prime cose che ho iniziato a fare qualche antidepressivo,
cognitivo, la prima visita con un psichiatra, quindi si inizia a parlare di depressione, c'è proprio questa difficoltà a capire che avesse delle problematiche collegate con un disturbo cognitivo e quindi la difficoltà ad avere una diagnosi tempestiva, perché inizialmente per pensare che una persona giovane abbia un problema cognitivo si va subito a pensare a qualcosa di stress, qualcosa di più depressivo. E dopo è arrivata la diagnosi dopo un paio d'anni. Lui è stato anche ricoverato nel reparto neurologico proprio per il discorso anche della malattia pregressa del papà, ma veniva tutto un po' minimizzato, siamo stati anche a Milano piuttosto, ma sempre queste cose molto alla pagliosa, ma non è niente, un principio, niente di che. La vera diagnosi è arrivata dopo 2 anni con i test genetici, anche lì un po' così, quindi si dice sempre 2 anni un po' persi, magari una diagnosi tempestiva, iniziare con la stimolazione cognitiva, sono tutte queste cose che si dice col senno di poi, iniziare prima magari avrebbe, non si salva niente per carità, ma magari un po' rallentare uno stile di vita un po' più adeguato, dico sempre magari sono stati anni persi, si poteva intervenire in un altro modo, poi con il secolo in mano si va da nessuna parte, però si poteva fatto in maniera diversa. Dottoressa, si parla di ereditarietà, cioè Paolo aveva il padre che poi è morto, se non ricordo male, a 59 anni, sì, 59 anni, e anche lui di demenza senile, ma di fatto, ecco, l'ereditarietà in questo caso ha avuto è stato un elemento forte, oppure, cioè fino a che punto si può parlare di fattore ereditario? Questa è una domanda che fanno spesso. Allora, io faccio sempre l'esempio che quello che noi guardiamo è l'età, perché ormai l'epidemiologia ci insegna che le neoplasie e le malattie degenerative dei cadimenti cognitivi sono frequenti. Chi nella famiglia non ha un paziente con un problema neoplastico o un problema di demenza, però dipende dall'età. Se io ho la nonna che a 90 anni, 85 aveva dei deficit cognitivi è un conto, se io ho un parente di primo grado che sotto i 60 anni è già grave, vuol dire che lì è una campanella d'allarme. Quindi le cose che per noi sono importanti sono l'età, l'esordio di questi tipi di disturbi e soprattutto che relazione c'è con il parente. Un parente genitore ha una relazione è molto stretta. Però sono dei campanelli d'allarme che ci fanno drizzare le antenne, ma è tutto l'insieme che va studiato il paziente, vanno fatti degli esami ben precisi, quindi ripeto, non si può escludere nessuna causa potenzialmente trattabile a quell'età. Grazie. Oggi però questa consapevolezza di Paolo di quello che è accaduto a suo padre mi pare che sia fortemente pesante, non Paolo? Sì. Cioè Paolo è condizionante forse in qualche modo. Paolo è abbastanza, lui dice sì, ho la malattia come mio padre, lui dice simile al mio papà, perché il papà sembra che avesse una demenza di un altro tipo, voglio dire, ma insomma negli anni 70 non avevamo neanche gli strumenti che si hanno adesso per dire aveva una demenza frontotemporale o similare all'epoca rispetto all'Alzheimer, che adesso comunque è sempre una tipologia di demenza, quindi lui dice una malattia similare a quella di mio papà, quindi lui è molto conscio di questa cosa, questa consapevolezza c'era anche adesso che la malattia è andata avanti, per carità, quindi lui è abbastanza conscio di questa cosa e purtroppo gli dispiace, per carità, e quindi purtroppo pensa anche sempre al discorso dei nostri bambini, perché si rende conto che potrebbe essere una cosa anche, essendo una cosa genetica, lui pensa anche ai figli purtroppo, non è una cosa da poco. Ecco, Mattia e Andrea non li vedo, non so dove siano, sono scappati via, prima Andrea voleva tirarmi la barba perché mi ha scambiato per Babbo Natale e adesso è fuggito, non penso sia fuggito per quello. Comunque i bambini secondo me rappresentano, direi, un fattore importante all'interno della famiglia, di questo tipo di famiglia. Come gestite la situazione per i bambini? I bambini, diciamo che soprattutto
Mattia è diventato, chiamiamolo fra virgolette, il genitore del proprio padre, perché Mattia sovente è stato con Paolo, magari quando mi allontanavo per fare la spesa piuttosto che magari andare in farmacia a prendere qualcosa, tante volte sono usciti anche in bicicletta ed è lui che aiutava il papà o andavano a prendere il pane, quindi è lui che faceva l'ometto di casa, come si suol dire, un compito ben gravoso, ma d'altronde era lui che lo aiutava magari anche nel vestirsi, nel fare la doccia, che aveva lui che gli dava le direttive, perché purtroppo Paolo non era più in grado di farlo da solo, voglio dire, quindi sono bambini che devono crescere assolutamente in fretta. La stessa cosa è successa anche ad Andrea, che adesso ha 7 anni appena fatti, che anche lui spesso e volentieri è diventato il padre del proprio padre, perché ha dovuto dargli come fare determinate cose quando Paolo magari si dimenticava come infilarsi una maglietta piuttosto che come mettersi le scarpe, perché succedono anche queste cose, insomma. Purtroppo questo è un compito che non si vorrebbe, ma che i bambini hanno nei confronti del loro padre. Dico, Serena, hai descritto molto diversi episodi all'interno del libro in cui ci sono i bambini. Raccogliendo queste testimonianze, diceva adesso mi chiedo come sei riuscita a inserire i bambini nel contesto di questo libro? Perché prima del lockdown, quando li avevo incontrati, li avevo visto molto presenti, poi in un paio di fughe dove abbiamo dovuto incontrarci con tutte le misure di sicurezza del caso, e dai disegni, specialmente un disegno mi è rimasto molto impresso dove c'è la mamma alta e poi c'è Paolo, non papà, quindi Paolo, Mattia e Andrea alla stessa altezza, quindi il disegno di Andrea che è all'interno del libro, e sono tutti alla stessa altezza, ma allo stesso tempo la sera in cui eravamo insieme Andrea aveva bisogno di andare a fare la pipì e aveva paura del buio e ha preso la mano di suo papà per accompagnarlo in bagno. Quindi ho immaginato a un bambino di 7 anni il bisogno di ritrovare il papà per affrontare il buio, ma vederlo con gli occhi di un fratello o comunque di una persona a cui accudire. Mattia, che ha 11 anni, non perde mai di vista la mamma. Lui non va a dormire dai nonni, ha un senso di protezione verso sua mamma e credo anche verso suo papà, ma penso più verso la mamma, che mi ha lasciato senza parole. In questo libro ci sono stati diversi incontri molto particolari. Concordia in questi giorni si è vestita di disegni, uno più spettacolare dell'altro a mio avviso, che sono opera di Ivana Bravin, che è qui in sala con noi, che casualmente da Buffetti, mentre noi stavamo aspettando per ordinare dei timbri, lei stava facendo delle fotocopie dei suoi lavori e me li ha mostrati queste fotocopie. Io sono andata a sbirciare nella sua pagina perché la conoscevo da tempo, ma come hobbista dei famosi copy che andavano di moda qualche anno fa. E quando ho visto i suoi disegni ho pensato che lei era la persona giusta per dare un'immagine a quei pensieri di Paolo che volavano via. E lei è riuscita ad interpretare perfettamente, difatti i disegni esposti, gli acquerelli esposti sono opera di Ivana e sono presenti nei negozi di Concordia, sono presenti nel lancio del libro, all'interno del libro, la locandina, le bolle di sapone, e lei è riuscita a trasportare nelle immagini quelle, secondo me, figure anche che sono nella mente di Paolo, perché lui molto spesso diceva io sono un foglio bianco e a volte non mi ricordo neanche quello che ho scritto prima e quello che volevo dire un momento fa, eppure so che ho qualcosa da dire, soltanto che non mi ricordo più che cosa. La mia vita sta diventando come un album, tu lo giri ma non c'è più niente. E allora quelle immagini lì, secondo me, Ivana ha avuto la sensibilità di riuscire a trasportarle. E Michela, c'è stato un momento in cui Paolo lavorava per la cooperativa, ha iniziato a lavorare anche a Caura, a Cottoni, eccetera. Poi
pandemia, Sì. coronavirus. Ecco, Sì. come questi 2 mesi di interruzione totale, come hanno pesato sulla vostra situazione? Tantissimo, tantissimo, sono stati diciamo, una vera e propria tragedia, perché lui riusciva anche a sfogare questo suo bisogno sempre impellente di camminare, questa sua anche irrequietezza. Lui si è trovato appunto in bianco a stare chiuso in casa e quindi non aveva più nessuna valvola di sfogo, nessun modo come per arginare questo suo modo di uscire, di trovare un qualcosa da fare, di trovarsi chiuso in casa, anche se bene avessimo un giardino, non riusciva più a trovare un qualcosa da fare, per sentirsi utile, anche per avere, anche come uomo, per dire vado a lavorare, vado a fare qualcosa di esterno che non sia solo stare a casa con magari i bambini, la confusione, gli schiamazzi. Cioè per lui è stato tremendo, si è sentito chiuso in casa ed è stato un precipitare, diciamo, un po' nella malattia per lui. È stato un aggravamento secondo me, lui è proprio un po' precipitato nella malattia. Ecco, Filippo, sentiamo un'altra lettura di un'altra pagina di questo libro. Ecco, non vogliamo raccontare tutta la storia di Paolo e Michela, poi la leggerete per chi non la conosce già nel libro. Noi cerchiamo soltanto di dare alcuni spunti di riflessione, anche perché poi peraltro adesso vediamo un po' quali sono i tempi a nostra disposizione ancora, mi pare che non abbiamo tantissimo tempo ancora. Quindi Filippo, sentiamo un altro passaggio del libro. Pandemia. Michela mi ha già spiegato più volte che cosa significa questa parola, ma per me è troppo difficile, io non riesco a ricordarla. Al telegiornale parlano di virus, di ospedali, parlano di altre cose. Vedo gente con le mascherine, le strade deserte. Io non posso andare agli allenamenti di basket con i miei amici e non posso andare alle prove con i coristi. A me piace cantare e mi piace la musica. È stata una gioia per me essere accolto nel coro della chiesa, mi carica di energia buona. Ora non posso nemmeno vedere il mio amico Alberto e neanche andare alla cooperativa né passeggiare con Michela lungo la pista ciclabile. Lei adora guardarsi attorno e mi fa notare ogni piccola cosa, mentre si sistema continuamente il cappello e la sciarpa. Lei si prende cura di me, sempre, e non smette mai di guardarmi, neanche quando è arrabbiata. Mi sento perso. I miei punti di riferimento sono come le colonne di una casa. Appena una vacilla, tutto trema e poi inesorabilmente cade. Lei cerca di tenerci tutti calmi, tutti tranquilli, ma nel suo viso la preoccupazione è visibile, anche per uno come me. I bambini sono a casa da scuola ormai da molto tempo. Fanno i compiti con l'aiuto della mamma, leggono, guardano la televisione, giocano, mi parlano, mi assorbono, mi stordiscono con i loro schiamazzi, le loro grida, mi tirano, mi abbracciano, mi baciano e giocano, avvolgendosi a me come fossi un panno profumato. Mi abbracciano e poi mi annusano e mi stringono forte e mi annusano ancora, respirano la mia felpa, il mio collo, il mio viso e mi portano dentro il cuore. Anch'io facevo così con mio padre. Non volevo dimenticarlo. Michela ordina ad Alexa di trovare una canzone e magicamente la musica mi risveglia la mente. I miei anni, la mia gioventù, le sere in discoteca e lei che mi aspetta a casa con il suo pigiama, gli occhi pieni di sonno e un sorriso incurvato da uno sbadiglio. Wonderful life, vita meravigliosa. Sulle note di questa canzone ballo con i miei bambini che mi stringono forte e si aggrappano come scimmiette a me, ridono e mi sorridono, continuando a ballare, a girarmi intorno. E io sono stordito. I movimenti così rapidi e discontinui mi mandano in confusione, ma non voglio fermarli, voglio guardarli e stare al centro del loro gioco e stare al centro del loro pensiero felice. Michela riprende la scena con il cellulare e mentre si asciuga le lacrime ride. Un giorno questi momenti immortalati dalla tecnologia saranno
finestre sul passato, perché lei non vuole che si dimentichino di me. Appeso al cancello che ci tiene prigionieri in casa, hanno messo un disegno con raffigurato un arcobaleno e una scritta colorata. Andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Voi crescerete con la mamma accanto e diventerete 2 giovanotti belli e intelligenti. E non dimenticherete mai che nella vita possono succedere tante cose belle, ma qualche volta tutto cambia e tutto diventa paura e oblio. Beh, è proprio in questi momenti che bisogna restare uniti e aiutarsi. Questo vorrei lasciare alla mia famiglia. Il ricordo di un uomo che non ha avuto la possibilità di rimediare a tanti errori e che nel momento in cui si è reso conto che stava perdendo ciò che aveva di più prezioso, non ne ha avuto il tempo, perché la malattia di cui soffro mi toglie la volontà e l'incisività del mio pensiero e della mia voce. L'Alzheimer è un tarlo che lavora giorno e notte e mangia, gratta, sgranocchia pensieri, parole, memorie, volontà. È un millepiedi leggero e subdolo che cammina dentro la testa e non si fa sentire fino a quando non ha scavato voragini e gallerie irrecuperabili. I farmaci usati oggi, conosciuti e prescritti, non lo fermano perché lui avanza inesorabile. E tu, come un bambino che cerca di travasare il mare con un secchiello di plastica, non hai speranza. Io non ho speranza, ma vorrei che oggi, con tutta la drammaticità e la paura che ha invaso le nostre vite, venisse colta l'occasione di riflettere su quanti soldi vengono usati incautamente per pagare campioni o gestire mondi troppo lontani dalla comune realtà, senza destinare parte di queste finanze alla ricerca scientifica. Vorrei che la raccolta fondi non fosse solo un'iniziativa sporadica, che la generosità, pur essendo una parte importante del supporto alla ricerca, non basta. E se alla fine di questa pandemia i nostri governi tirassero le somme su quanto è costata in vite umane e risorse, si renderebbero conto che lo studio e la cura delle malattie sono il più importante degli investimenti. Io non ci sarò, ma a te, Michela, e a voi, Mattia e Andrea, lascio questo compito. Non smettete mai di volervi bene e non smettete mai di lottare per ciò che è giusto. Vi amo più della mia vita. Paolo. Parole forti, Paolo non c'è, ma la sua voce sicuramente c'era comunque. Grazie anche a Filippo per aver letto con grande partecipazione, con grande sentimento questa testimonianza. Ecco, Michela, si è parlato tanto, Michela, dell'aiuto. Abbiamo sentito l'istituzione all'inizio e molto si leggerà anche nel libro questa ricerca, questa volontà di avere aiuto, ma non tanto aiuto in quanto per le necessità spicciole del quotidiano, come un aiuto nel vero senso della parola per portare avanti una situazione che è estremamente difficile. Ecco, qual è oggi l'esigenza prima della vostra famiglia, tu in modo particolare, anche perché penso che tu abbia anche dovuto rinunciare a tutta una serie di momenti di donna, di femminilità, per vivere anche, per stare accanto a Paolo con tutte le sue problematiche. Certo, io negli ultimi 2 anni innanzitutto mi sono allontanata dal lavoro per stare accanto a Paolo, ho chiesto aspettativa per esigenze per stare con lui dal punto di vista della salute, ci siamo trasferiti innanzitutto di casa perché i miei genitori ci hanno aiutato aiutandoci con una casa un attimino per avere del supporto con la gestione dei bambini, quindi ci siamo dovuti abitare con Guardia Sagittaria, ma poi avevo anche bisogno un attimino un po' di trovare una possibilità di avere anche della stimolazione per aiutarlo, anche perché ripeto, io
io a casa non potevo essere una persona che era in grado di stimolarlo, di dargli anche un attimino qualcosa di più, perché ripeto, l'assistenza va benissimo, ma anche per stimolare, perché è una persona giovane, non stiamo parlando di una persona di 80 anni, bisognava anche stimolarlo dal punto di vista cognitivo, dargli anche quel supporto in più per cercare un attimino di rallentare, per dargli quella possibilità di in qualche modo di supportarlo ulteriormente. E quindi quando c'è stato proprio, come si diceva prima, l'intervento del Presidente della Regione, c'è stata da parte, si chiama un assegno di sostentamento di 900 euro per avere delle ore un attimino di supporto, delle ore, 8 ore settimanali che mi servivano per gestire Paolo tramite una cooperativa, proprio come dicevamo, per un inserimento un po' lavorativo, 8 ore settimanali che sono un po' pochine, perché a me servivano, diciamo, 8 ore giornaliere, perché 8 ore settimanali proprio sono neanche 2 ore al giorno, voglio dire, perché insomma Paolo aveva bisogno un attimino di una cosa un po' più continua, soprattutto anche perché, ripeto, 2 anni passano anche molto velocemente e io comunque l'INPS ti dà la possibilità di stare a casa 2 anni, ma comunque devo provvedere anche al sostentamento della famiglia, quindi ho cercato in tutti i modi possibili di cercare anche con i centri sollievo di portarlo, però sono sempre rivolti a persone anziane. Paolo, ripeto, ha bisogno di stare come persone della sua età o comunque di avere una stimolazione adeguata a una persona che ha 47-48 anni, voglio dire, non con persone di 80 anni, ha bisogno di trovare degli sbocchi che siano adeguati alla sua età, voglio dire, non giocare a briscola o ballare la mazurka, ha bisogno di fare delle cose che siano costruttive per lui, magari anche sentirsi utile, come dicevamo, piuttosto tagliare erba o fare un'attività caporeana con un educatore, una persona che sia dedicata a lui, però purtroppo non ci sono delle strutture, soprattutto nei paesi così provinciali come siamo noi qui, magari nelle grandi città c'è qualcosa di diverso magari, ma qui proprio non ci sono ancora le strutture, non ci sono i supporti, non c'è proprio il nulla, voglio dire. È importante per le persone giovani sentirsi ancora, voglio dire, adeguate e soprattutto stimolate da questo punto di vista, un'attività sportiva che possa essere il basket, l'energy basket. Abbiamo fatto un attimino partecipare Paolo anche a queste partite di basket, voglio dire, per farlo stare con delle persone che hanno delle disabilità, ma che per lui era molto importante, lo sfogo, voglio dire, mettersi in competizione, voglio dire, che siano delle cose un attimino per lui alla sua portata, ma delle cose che possono anche permettergli di rapportarsi con altre persone, quindi di inclusione sociale, non delle cose magari da persone anziane che comunque una volta, 2 va bene, ma comunque lui andava in un centro sollievo ma non trovava trovamento perché si sentiva comunque un pesce a contatto. Quindi invece che dare un supporto alle famiglie, lui purtroppo un po' si ritirava perché aveva bisogno di qualcosa di più adeguato alla sua età, quindi bisogna pensare a delle cose che siano studiate proprio per fasce d'età, voglio dire, con tutto rispetto per le associazioni, per il volontariato che sono veramente splendidi, però bisogna pensare a delle cose mirate per fasce d'età, insomma. Ecco, qui questa sera abbiamo tantissimi amici che sono venuti partecipare a questo evento, abbiamo anche le istituzioni a tutti i livelli, Parlamento, Regione e Comune, quindi credo che l'appello che può uscire, che esce, che dovrebbe uscire questa sera, credo che sarà sicuramente recepito nel modo giusto, perché in effetti pensare oggi ad un quarantenne, 43, 50enne, quello che soffre di questa malattia, penso che non solo lui ma tutta la famiglia necessitino sicuramente di attenzioni diverse rispetto a quello che magari siamo abituati a pensare per quanto riguarda le cure di Alzheimer. Serenella, siamo quasi alla fine, arrivati alla fine perché il tempo a nostra disposizione sta venendo meno. A proposito di questo, tu hai vinto una battaglia tua personale molto forte, molto importante, sempre di questa battaglia che sta vivendo Michela, ovviamente ne parli molto del libro, ma soprattutto secondo te che tipo di fiducia
si può avere oggi nelle istituzioni, soprattutto in chi dovrebbe dare una mano rispetto a queste problematiche, anche a fronte della tua esperienza, che è stata un'esperienza importante, personale, diversa ovviamente, ma comunque sempre una battaglia. Io non entro sul merito della ricerca o su quello che è la medicina, perché non è di mia competenza, e mi auguro che diventi non soltanto, come ha detto prima Filippo, sporadico la raccolta fondi, ma che diventi una priorità, perché il bene della persona significa bene della società e di conseguenza anche l'aumento del PIL, perché la spesa pubblica per la sanità è un peso importante e noi in Italia siamo, credo, una nazione molto fortunata ad avere una sanità che con tutte le sue pecche ci supporta da nord a sud al meglio. Detto ciò, a mio avviso quello che potrebbe fare nel nostro caso la Regione Veneto, che sa essere sempre sensibile e pioniera anche in progetti importanti, è creare un sostegno alla famiglia che non sia un semplice mutuo assistenzialismo. Servono dei servizi che vadano a concludere un pochino un cerchio che non c'è più. Una volta le famiglie erano formate da nonni, da nucleo familiari molto, molto grandi che potevano supportarsi uno l'altro, mentre adesso è venuto meno questi. Quindi molto spesso le coppie giovani non hanno modo di lavorare entrambi, oppure fanno acrobazie per poter avere i bambini dalla babysitter, dal nonno, per poter gestire la propria vita lavorativa, perché non ci sono strutture che generano lavoro di conseguenza, come educatori, come scuola, come centri dove si possano portare anche gli anziani, non soltanto accudirli tramite le badanti, strutture dove persone che hanno patologie di diversa natura, non soltanto dell'Alzheimer, possano essere incluse in un progetto della società, seguite da persone, da professionisti che siano in grado di dargli ciò di cui hanno bisogno, quindi non soltanto il farmaco, ma bensì tutte quelle attività che gli permettono di rallentare la malattia e che gli permetta anche di vivere il più a lungo possibile all'interno del nucleo familiare. Quindi un sollievo alle famiglie generato da un servizio che a sua volta genera lavoro per altri. E questo rallenta, a mio avviso, quella che è la disfatta di molte famiglie colpite dalla malattia, ma aiuta anche le nuove famiglie a poter disegnare un futuro e ad avere dei bambini che abbiano comunque all'interno del loro percorso un servizio a 360 gradi. Se noi ci focalizziamo soltanto sulla malattia, pensiamo che, come Michela, ci siano centinaia e centinaia di casi che vivono dignitosamente la loro malattia, non hanno il coraggio di Michela di raccontarlo e vivono il dramma dentro le quattro mura. Quello che ha fatto Michela oggi è dire: io ho una persona malata in casa, non ho la speranza che guarisca, ma lui ha la sua vita, ma sta trascinando insieme alla sua vita anche la nostra. Che cosa possiamo fare perché si accompagnino tutti in maniera dignitosa, corretta e costruttiva, ognuno nel proprio percorso? Grazie Serenella, sicuramente è una testimonianza importante e lo si sente anche scritto con il cuore. Michela, per concludere, la sala è piena, la gente è fuori, ecco, non sei solo a combattere questa battaglia, questa tua vicenda umana. Era importante, credo, anche far passare questo messaggio, che è sì una tua battaglia, è una battaglia di tutti. Lo diceva prima la dottoressa, dobbiamo tutti capire che oggi il problema dell'Alzheimer riguarda in questo caso Michela, riguarda Paolo, riguarda la sua famiglia, ma è un problema che ormai fa sì che a cui dobbiamo pensare quotidianamente. Quindi non sei sola. E cosa ti lascia questa serata in modo particolare? Questa serata è stata voluta fortemente, anche perché ormai un pezzo è, qui c'è l'onorevole che ci ha anche
varie persone, anche alla cara amica Anita qui che ci hanno accompagnato nelle battaglie, perché ormai i numeri delle persone, soprattutto dal punto di vista giovanile, si stanno facendo molto importanti e bisogna pensare ai giovani che stanno purtroppo sempre più crescendo, anche ahimè pensando anche al discorso del Covid, che bisogna prendere atto che bisogna pensare anche a strutture e a supporti, soprattutto a supporti e sostegno alle famiglie. Non si possono più fare i pellegrinaggi presso le istituzioni che dovrebbero supportare presso l'INPS, perché facciamo nome e cognome, cioè non si possono più andare là in ginocchio a chiedere aiuto, o come ogni 2 anni che devono andare a far vedere che Paolo non è guarito da malattie incurabili. Cioè, insomma, bisogna anche essere di sostegno alle famiglie e non essere continuamente umiliati, andare a chiedere aiuto, essere sempre, trovare le porte chiuse, o addirittura vedere il proprio marito che non viene ammesso alle cure farmacologiche di grandi multinazionali americane perché è troppo giovane. Cioè, queste sono cose che non si possono più sentire. Cioè, bisogna prendere in carico l'ammalato e tutta la famiglia, cioè dare supporto. Cioè, ci sono gli ammalati giovani purtroppo e bisogna fare qualcosa, bisogna prendere atto di questa nuova piaga, e purtroppo le istituzioni devono supportare le famiglie. Cioè, non si può più adesso pensare che le demenze sono un affare solo per le persone anziane. Cioè, purtroppo abbiamo bisogno di aiuto. Cioè, qua ci sono bambini piccoli da tirar su, ci sono pensioni minime, ci sono supporti che ci devono essere. Cioè, io ho bisogno di aiuto, come io anche altre persone. Cioè, siamo qua. Cioè, non si può più andare avanti così. Perché dicevi che a settembre per 2 o 3 mesi si proporrà fortemente nuovamente il problema. Sì, adesso sì, c'è anche il problema del lavoro, voglio dire, i bambini, la gestione dei bambini, una cosa e l'altra. Cioè, voglio dire, adesso Paolo purtroppo anche non sta bene, voglio dire, anche il lavoro, bisogna anche capire come fare, come organizzare tutto. Quindi sì, sono tutte cose che bisogna prendere in mano. Io penso e spero che il messaggio sia arrivato soprattutto alle istituzioni, ma direi soprattutto in generale a tutti, voglio dire, perché ripeto, il problema è di tutti. Io volevo soltanto, prima di sentire la poesia che è riportata nel libro che ci leggerà Filippo, la poesia di Mattia, sentire anche una battuta di Sara Moretto per capire il Parlamento cosa può fare al riguardo. Prima noi abbiamo le istituzioni, abbiamo fatto parlare la Regione che è coinvolta in prima linea, è stata coinvolta in prima linea. Ecco, una battuta soltanto per capire il Parlamento cosa può fare al riguardo. Buonasera a tutti, sarò velocissima e sono stata qui con piacere per rincontrare Michele Serenella, che conosco da un po' di tempo. E ovviamente in queste situazioni chi sta nelle istituzioni, come chi è intervenuto prima di me, non può sfuggire alle proprie responsabilità e al dovere di fare in modo che i bisogni quotidiani delle persone si tramutino in risposte. E da questo punto di vista, per esempio, cosa che ho sollecitato anche in Commissione Affari Sociali in Parlamento, c'è il fatto che in Italia siamo dotati di un piano demenze dal 2015, dal governo precedente, che però di fatto è rimasta carta scritta, non attuata, perché questi piani hanno poi bisogno di essere finanziati e soprattutto deve essere dato alle regioni le istruzioni affinché queste diventino scelte poi territoriali. Io credo quindi che ci sia prima questa urgenza, quella di far sì che questo piano si tramuti in cose da fare, in cose vere, e che questo piano, come abbiamo tentato di fare anche nella distribuzione dei soldi per il caregiver, per chi si occupa di queste persone, abbia come priorità le insorgenze precoci di queste malattie. Quindi io credo che in Parlamento ci sia lavoro da fare insieme alla Regione, perché la filiera deve essere continuativa, non ci devono essere interruzioni, perché le scelte dall'alto arrivino poi nelle famiglie e nelle vite quotidiane delle persone. Io sono qui in veste istituzionale, ma ci tenevo perché credo che la storia che
Serenella ha raccontato di Michele e Paolo sia la storia prima di tutto di un uomo che ha diritto a vivere con dignità la sua vita, anche se la consapevolezza magari verrà a mancare, e credo che questo sia il primo dovere che abbiamo tutti, e l'altro perché mi piace vedere le donne forti che si sono messe insieme e che hanno cercato di condividere con gli altri la forza che magari appare da fuori ma che dentro alle volte insomma non è così salda. Quindi io vi ringrazio per questa occasione e ovviamente non verrà a mancare il mio sostegno. Grazie. Nel libro c'è la poesia di Mattia. La leggiamo a chiusura di questo nostro incontro, poi avremo modo di credo finire, mi pare, no? Avremo un altro contributo vis-à-vis. Paolo, il mio papà. Caro papà, da quando sono nato, con le tue calde mani mi hai cullato. Siamo cresciuti assieme, piano piano, come fa in cielo un aeroplano che vola spedito in alto, finché un problema lo ferma di soprassalto. Non sono più solo tuo figlio, ma sono diventato il tuo appiglio, il tuo porto sicuro, nell'oscuro tuo futuro. Ti voglio bene, papà, e ti sarò vicino, qualsiasi cosa accadrà, perché la tua e la mia mano ritornino a volare lontano. Tuo figlio Mattia. Chiudiamo con una battuta soltanto. Michele, una battuta sola per chiudere questo nostro incontro. Dicevi prima gli aiuti, dicevi prima che le famiglie devono essere aiutate, io spero che riuscirai a portare a Paolo questo nostro coinvolgimento totale che c'è stato oggi, anche nei tuoi confronti, nei tuoi bambini, ma soprattutto anche per te, per darti ulteriore carica per andare avanti e vivere per quello che si può vivere, una vita difficile, ma comunque è una vita che deve andare avanti. Grazie. Grazie, io volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare la città di Concordia, il sindaco, l'amministrazione, il parroco, tutti i commercianti che ci hanno abbracciati tutti questi giorni, tutta la solidarietà che ci hanno espresso, che ci ha fatto veramente molto bene. Grazie veramente di cuore, grazie a tutti. Mi auguro che non resti la voce sorda di Sciatolone, quindi contiamo su di voi per aiutarci a portare avanti questa richiesta. Non la definisco battaglia, ma richiesta. Grazie. Grazie a tutti.